passo subito a presentare il professor Fabris, che rivedo con molto piacere dopo un po' di tempo. Ha insegnato storia della musica al Conservatorio di Bari e poi ha insegnato in seguito all'Università della Basilicata. È stato poi nominato professore associato ad honorem dell'Università di Melbourne e dal 2002 è rappresentante italiano nel directorium della International Musicological Society, della quale è stato eletto presidente per il quinquennio 2012-2017, primo italiano in un secolo di quella istituzione. Come critico musicale collabora con il Giornale della Musica di Torino, la sede di Bari di Repubblica e con Radio 3 Rai. È membro della redazione di importanti riviste scientifiche e del comitato scientifico dell'edizione nazionale delle opere di Andrea Gabrieli. Ha pubblicato più di 100 articoli, lavori tra articoli e monografie con riferimento agli strumenti a corde, alla storia musicale di Napoli, a Nino Rota. Tra i suoi volumi non si possono non citare quelli dedicati a Falconieri, ad Andrea Gabrieli, a Porcel, a Francesco Cavalli e quello sul mecenatismo tra Ferrara e Roma. Ci parlerà ora di una esperienza che ha già un bilancio, insomma, il dottorato artistico dell'Università di Leiden, bilancio di un'esperienza più che decennale. Grazie Francesco Bissoli e al professor Troncon e a tutti gli organizzatori di questo incontro. In realtà sarà un viaggio velocissimo attraverso alcune immagini sulla mia esperienza personale. Qualcosa è stato ricordato, anche se evidentemente la mia funzione qui è quella di rappresentare un'esperienza straniera. Resto un professore di un'università italiana, cioè sono all'Università della Basilicata, dopo aver lasciato, dopo 35 anni di insegnamento nei conservatori. L'ultimo era il Conservatorio di Napoli fino al 2017 e quindi fondamentalmente la mia è una situazione molto strana che ha infatti creato anche problemi burocratici, perché sono contemporaneamente un professore di un'università italiana e un professore di un'università straniera, cosa non facilissima per la burocrazia italiana. Mi sono occupato nel 2017, quando ero ancora nell'ultimo anno del mio insegnamento di storia della musica al Conservatorio di Napoli, di una riflessione sui dottorati di cui allora si parlava intensamente e in cui ho preso anche qualche posizione, diciamo così, non proprio simpatica, espressi tutti i miei dubbi perché conoscevo bene la situazione dei conservatori e mi sembrava assolutamente impreparato come struttura il Conservatorio di Musica, soprattutto con l'idea italiana che una volta aperti i dottorati ci sarebbero stati 70 dottorati di musica, ogni conservatorio avrebbe voluto il suo. Sono solo 35, vedo dagli schemi, però più o meno era un po' questo, era prevedibile l'entusiasmo. Questa posta sul sito accademia.edu è diventata la mia pubblicazione più consultata contro ogni mia aspettativa, perché assolutamente non lo merita, era una cosa molto passeggera. Possiamo andare avanti? Invece nel 2017 sempre fui chiamato nella commissione musique dell'Association Européenne des Conservatoires che era stata incaricata per la prima volta di valutare un conservatorio, la ricerca di un conservatorio europeo. È stata nominata la Commissione Musique all'inizio di questa tavola e effettivamente è stata una esperienza molto interessante, perché era il Conservatorio di Den Haag di l'Aia che chiedeva l'autovalutazione, cioè ha creato un rapporto di autovalutazione della ricerca, perché aveva allora l'ambizione di essere il primo conservatorio nel mondo a trasformarsi da ente di produzione artistica e di didattica in ente puramente di ricerca. Voleva essere il primo conservatorio a fare solo ricerca.
Possiamo andare avanti. Sono molto legato a questa immagine perché è stato in qualche modo invece il momento di passaggio per me dall'essere un external supervisor nei corsi di dottorato di Leiden, il dottorato Doc Artes, di cui parleremo soprattutto in questi minuti, e questa era l'ultima tesi fatta da Ton Koopman come professore, e praticamente dopo il suo pensionamento io sono stato invitato a prendere il suo posto, quindi non ho soltanto avuto un posto di dottorato, un posto di professore all'Università di Leiden, ma ho avuto un posto che per me era un sogno, cioè di sostituire Ton Koopman in una disciplina. Il mio incarico ha un titolo stranissimo: sono professore di Historically Informed Early Music Performance, questa IP di cui ormai si parla dappertutto, e Ton Koopman appunto al mio lato. Possiamo andare avanti. La tesista crea un buon esempio di che cosa significhi una ricerca artistica legata alla performance, perché lei è in questo momento la più grande esperta al mondo di salterio italiano del Settecento. Franziska Fleisch-Anderl, austriaca, ha fatto questa tesi dal titolo italiano, ma che si occupa appunto del salterio in Italia, e allegata alla tesi c'è un CD, poi col suo gruppo ne ha incisi altri 3, di musica assolutamente inedita su uno strumento di cui non si sapeva quasi nulla e che lei ha esplorato, tra l'altro facendo lunghi soggiorni in Italia e in altri paesi, pagati dall'università. La sua tesi è stata pubblicata, come vedete, e ogni tesi di Leiden del programma Doc Artes si articola in 2 parti. La sera prima c'è un concerto di virtuosità in questo caso della candidata o del candidato, che deve dimostrare tutta la sua competenza artistica, appunto, nell'esecuzione di un concerto o nella costruzione, per esempio per un artista, di una mostra di manufatti artistici, di fotografie, di arti di ogni tipo, oppure con una lezione magistrale, e la mattina dopo c'è la discussione di una vera tesi di dottorato, cioè una tesi tradizionale, che però potrebbe anche essere una tesi multimediale. Andiamo avanti. Sono stato coinvolto nel programma Doc Artes, che per molti di voi non è un nome nuovo, cioè sicuramente almeno i docenti lo conoscono tutti, perché però si conosce soltanto dal punto di vista dell'istituto che ne è diventato il portabandiera, ossia l'Orpheus Institute di Ghent. In realtà questo programma di dottorato artistico, che è stato il primo nel mondo, è stata un'intuizione di Peter Dejean, che ha avuto per questo tanti riconoscimenti. Ha creato l'Orpheus Institute, ma fin dall'inizio in associazione con 5 istituzioni tra Belgio e Olanda, quindi è un dottorato internazionale per definizione, e le istituzioni sono ricordate lì in quella scheda, vedete, e ci sono vari conservatori prestigiosi: Bruxelles, Amsterdam, Den Haag, appunto l'Aia, ma c'è una università del Belgio che è Leuven, e una università dell'Olanda che è Leiden. Senza le università non si è voluti partire, e questa è stata, secondo me, una ottima idea. Andiamo avanti. Sulla pagina di accoglienza dell'Orpheus Institute è facile avere tutte le informazioni sia sull'attività dell'Orpheus, che non è limitata al dottorato. L'Orpheus è una stranissima istituzione. Sono state fatte tante presentazioni in Italia, quindi non c'è bisogno che io ve lo descriva troppo, però è stata creata dallo Stato belga una istituzione che non è statale, è un'istituzione privata, ma finanziata interamente dallo Stato, che serve a
essere al di sopra sia delle università che dei conservatori per la parte musicale. Quindi è un gradino più in alto sia delle università che dei conservatori per lo Stato belga. Questo assicura all'Orpheus Institute una posizione privilegiata. E ci sono poi tutte le informazioni interne, possiamo andare alla prossima. Vedete, è stato fatto nel 2017 un primo bilancio dei 20 anni che allora si celebravano dell'Orpheus Institute in un libro che ha un titolo che per il vostro dottorato mi sembra molto significativo, Artistic Research in Music, Discipline and Resistance, e nel 2021 l'Orpheus Institute ha acquisito la biblioteca musicale, la collezione musicale privata di Ton Koopman, che io avevo visitato tante volte nella sua casa, cioè lui aveva una seconda casa nel sistema di villette dove vive, che era interamente dedicata ai libri. Sono 35.000 volumi che sono stati acquisiti dall'Orpheus Institute proprio perché lui, celebrando i suoi 80 anni, ha voluto dare una destinazione. Sono tutti libri rarissimi, preziosissimi e con le sue annotazioni. Non c'è un libro che non sia stato annotato da Ton Koopman. Andiamo avanti. Saltiamo questa presentazione di pubblicità dell'Orpheus, andiamo avanti. Trovate tutto appunto sul sito. Ma io vorrei guardare invece il punto di vista che ho conosciuto dal 2012, che è quello dell'Università di Leiden. Questa università è una università molto particolare, prima di tutto perché è un'università tra le più antiche d'Europa, è nata nel 1575. E la ritualità è rimasta la stessa del 600, cioè quando si fanno i dottorati c'è una sacralità con il sistema, a parte le toghe che adesso sono tornate di moda in tutte le università italiane, eccetera, ma proprio per gli ambienti. C'è per esempio il bidello che entra con una mazza e dice ora est in latino quando si finisce il dottorato. Qualsiasi cosa si stia dicendo, dopo un'ora deve finire la cerimonia. Anche su questo trovate informazioni sul sito dell'università di questa ACPA, Academy of Creative and Performing Arts. Già il nome è bello, è un bel nome che ci sia creativo e performing insieme in un'accademia. Hanno voluto creare un sistema superiore di istruzione che non ha soltanto il dottorato musicale, quindi Doc Artes è soltanto una parte del sistema ACPA. Andiamo avanti. Vedete, c'è il Doc Artes e c'è il PhD Arts. Il PhD Arts è specifico per gli artisti visuali, cioè per tutte le arti come la design, fotografia e naturalmente la pittura, scultura, eccetera. Doc Artes ha la stessa struttura di quella pubblicizzata sul sito di Orpheus, però l'università lo sente assolutamente proprio perché un candidato, è una scuola molto selettiva il Doc Artes, ci sono ogni anno circa 100 domande e ne vengono presi soltanto 8 di candidati da tutto il mondo. E questi candidati presi scelgono in quale delle 5 strutture vogliono effettuare il loro dottorato, cioè se in Belgio, se in Olanda e poi in quale istituzione. Andiamo avanti. Però vedete che ACPA non ha soltanto appunto la parte Doc Artes, ma ha anche altre strutture creative come questa piattaforma che ha un nome quasi indecifrabile, vedete, si chiama Park ed è un luogo dove gli studenti possono cominciare a familiarizzarsi scambiandosi le idee su propri prodotti artistici, cioè cominciano fin dal percorso dottorale a comunicare con gli altri mettendo in anteprima i prodotti insieme ai professori e ai ricercatori. Andiamo avanti.
è quello che è la vera, il cuore, l'ossatura del sistema di tutte le istituzioni Doc Artes, sia in Belgio che in Olanda, è di avere un catalogo comune, si chiama Research Catalog. Quando uno studente viene iscritto, deve per prima cosa iscriversi al Research Catalog e cominciare ad annunciare la sua ricerca su questo catalogo comune, che è un repository, è un luogo dove si mettono tutte le informazioni sulle ricerche iniziate, sia di chi fa il dottorato, sia dei ricercatori e professori dell'università, in modo tale da poter annunciare di che cosa ti stai occupando e chiedere anche la conferma e la verifica da parte di chi legge. E tutta una serie di strutture, di aiuti, di bibliografici e di siti sono a disposizione. Collegata a questo Research Catalog c'è anche la Society for Artistic Research, la SAR, che probabilmente conoscete, che per molti anni è stata diretta dallo stesso direttore dell'ACPA, dell'Academy dell'Università di Leiden, cioè Henk Bergdorf. Se vediamo la prossima diapositiva, Henk, ormai un amico, è un filosofo, non è un musicista, anche se è un musicista dilettante, e lui ha molto condizionato la parte scientifica della produzione sulla ricerca artistica in Olanda e in Belgio, con le sue pubblicazioni, che sono tantissime e che sono tutte disponibili sul catalogo appunto del Research Catalog. Possiamo andare alla prossima, per esempio questa, vedete, sullo stato della ricerca artistica. È stato anche lui il colpevole della cosa a cui accennava prima Alessandro Rocattagliati, che mi ha appunto fatto un cenno, perché ieri sera ne parlavamo a cena. Hanno deciso alcuni anni fa di produrre un elenco di 10 parole chiave della ricerca artistica in una maniera che io ho chiamato subito talebana, e abbiamo subito litigato da quando sono stato invitato, ripeto, dal 2012 come professore esterno. Loro avevano messo tra le 10 parole chiave della ricerca artistica, la ricerca artistica è tutto tranne che musicologia. Volevano proprio distinguersi ed evitare che la musicologia potesse contaminare, perché la paura è che i musicologi poi avrebbero detto si fa così perché noi abbiamo 150 anni di storia, possiamo dire come si fa la ricerca. Invece no. Però la mia presenza lì dimostra che alla fine ci siamo chiariti, perché appunto io ho iniziato a seguire le prime tesi dal 2012 e ne ho avute veramente tante. Possiamo andare alla prossima? Sì, qui c'è lo schema degli anni che sono necessari, tutte cose che trovate. Per chi è interessato, ho avuto 2 fascicoli in PDF sul Doc Artes, me lo chiedete alla fine di questa giornata e posso spedirvi i PDF con tutte le istruzioni su come ci si iscrive, cosa si deve fare, quali sono le regole da seguire. Andiamo avanti. Questo è un elenco semplicemente dei temi che sono stati affrontati dagli studenti di musica negli ultimi anni. È troppo difficile da leggerli tutti, ma sono di una varietà incredibile, e per noi che ci ritroviamo poi nelle sedute dottorali e anche nelle riunioni con gli studenti, ogni anno c'è una specie di festival degli studenti in cui i dottorandi organizzano questa festa convegno, decidono loro quali professori invitare per parlare, presentano le loro ricerche, fanno concerti, fanno installazioni artistiche, perché sono insieme quelli di arte e quelli di musica che dialogano e si confrontano. Andiamo avanti. Questa è stata una delle mie prime tesi, quella di Anne-Marie Dragosits, visto che io mi occupavo e mi occupo lì principalmente di musica antica, che è diventata un libro pubblicato dalla LIM, così come era in originale in tedesco. Invece l'altro a sinistra è un lavoro affascinante di iconografia musicale di Crawford Young, un professore della Schola Cantorum di Basilea, che ha ricostruito tutto quello che si può sapere sulla cetra italiana del Rinascimento. Andiamo avanti.
Questa è stata la mia ultima. 2 giorni fa abbiamo dato il dottorato a un italiano, un compositore che si chiama Giuliano Bracci e che ci ha messo 8 anni per fare il suo dottorato a Leiden, però bisogna dire che aveva nel frattempo trovato anche un lavoro in Italia, insegna in uno dei, forse a Parma, Conservatorio di Parma. Qui c'è la sua tesi tradizionale, per chi è interessato può esaminarla, sulla trascrizione, perché ha presentato come concerto sue rielaborazioni per quartetto o per trio d'archi a partire da originali di Josquin des Prez, di Gesualdo e di Frescobaldi, riscrittura come composizione. Andiamo avanti. La prossima settimana tornerò a Leiden, quindi vengo da Leiden e tornerò a Leiden perché c'è la sessione finale di un dottorato che mi sta molto a cuore, quello di Johannes Buhr, che è direttore del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio dell'Aia, suonatore di viola da gamba, che ha deciso di fare una cosa bizzarra ma affascinante e che è nata come prodotto multimediale sul Research Catalog, una tesi su un anno della vita di Claudio Monteverdi trasformato in opera, in musica, in opera lirica. Usando tutte le fonti possibili e immaginabili, quindi ho dovuto leggere per anni tutta la produzione musicologica su Monteverdi, ha ricavato un libretto che è interamente composto di parole del Seicento, tutte tratte da veri dialoghi, libretti, lettere, eccetera. E questo lavoro è stato realizzato con l'aiuto della classe di composizione del Conservatorio di l'Aia, con strumenti antichi che suonano sia musica di Monteverdi che musica contemporanea appositamente scritta e con tutta una serie di spiegazioni anche filosofiche. Possiamo vedere un pezzetto del trailer, tanto per... Het allereerste begin is natuurlijk dat ik als kind al helemaal onder de indruk was van de muziek van Monteverdi. Toen werd ik nieuwsgierig, toen werd ik die brieven gaan lezen. Possiamo andare verso metà di questo filmato. Ja, lui è Johannes hier Buhr. komt iets naar voren van een drama. Toen begon ik me te verdiepen in wat voor drama was dat dan eigenlijk. Si riesce ad andare... Nou ja, en dan zie je dus dat vediamo na een half jaar nadat hij Orfeo heeft geschreven, dat zijn vrouw overlijdt. Dat hij dus eigenlijk van Sta dicendo che ha scelto fictieve l'anno dal wereld in de realiteit komt met 1608 al eenzelfde gegeven. Dat is voor mij 1609, zo'n cruciale duidelijk perché punt c'è van, l'Orfeo daar di zit eigenlijk Monteverdi, ma meer c'è in dan- l'Arianna, insomma, daar zit muore echt sua een folie moglie, in. muore Ligt Caterina natuurlijk voor het meest voor de Martinelli. hand om te Insomma, zeggen, dit is è een una opera. tragedia questo anno nella vita di Monteverdi, En che terug può uit essere un Venetië en soggetto hebben d'opera we heel intensief ed opera gerepeteerd met contemporanea, acteurs. ma En die basata su acteurs una zijn ricerca afkomstig van artistica. de Accademia Questa cosa Teatrale per van me de è Accademia stata Teatrale molto Veneto. Acteurs is interessante. op school Anche die voor perché acteurs is l'opera opgezet nei om programmi de del oude futuro speeltechnieken van de Commedia dell'arte weer in ere te herstellen. En als je ziet wat voor een flitsende en fantasierijke manier zij hebben van met elkaar già werken. sull'Artistic Research Catalog. Andiamo avanti. Ecco, chiudo però con una nota patriottica che assolutamente non mi si confà, perché io ho preso il dottorato all'Università di Londra, ho sempre avuto una vocazione piuttosto vagabonda e girovaga della vita, però da quando sono passato all'Università della Basilicata, dove ero professore a contratto dal 2001 e tutti si erano dimenticati che io fossi a contratto, mi trattavano come un collega mentre ero di ruolo nei conservatori. Quando sono diventato di ruolo come professore associato all'Università della Basilicata dal 2018, ho spiegato appunto che c'era questa esigenza di avere rapporti con i conservatori, perché era la mia natura normale e perché credo che i musicologi servano soprattutto a aiutare i musicisti nel loro lavoro, cioè che noi siamo al servizio della musica, non siamo una categoria che fa ricerche per conto proprio. E sono riuscito a far fare una convenzione che è unica in Italia fino a questo momento, anche se in Veneto siete vicini a averla. L'Università della Basilicata ha 2 sedi con le 2 città della piccola regione, Matera e Potenza, e abbiamo una convenzione che unisce i 2 conservatori della regione, Potenza e Matera,
per tutte le cose che riguardano la musica, e questa associazione di istituzioni si chiama Universa Musica. Il presidente è il rettore dell'Università della Basilicata, ma i due vicepresidenti sono i due direttori dei due conservatori, quindi facciamo tutto insieme. E questo è stato un buon precedente anche per tutta una serie di cose, per cui adesso ho avuto un momento molto complicato con la mia amministrazione quando mi hanno nominato ufficialmente professore ordinario dell'Università di Leiden, perché io ero ancora professore associato dell'Università della Basilicata e sono rimasti proprio... Quindi è stata una scelta semplice, ho rinunciato a essere pagato dall'Università olandese e seguo soltanto i dottorati, che però sono 10, ho in questo momento 10 studenti di dottorato che posso seguire online, andando soltanto a firmare le definizioni, e però il PNRR mi ha regalato un'opportunità incredibile, persino in questa regione decentrata, con questa università piccolissima, con tante difficoltà, come ha detto Rocca Tagliati. Io sono parte di un dottorato di antropologia, architettura e paesaggi, che è bellissimo, un dottorato in inglese che si chiama Landscape of Mediterranean Towns, e quindi parla delle città del Mediterraneo, ma la musica me lo sarei sognato di avere uno studente di musica, una borsa per la musica, perché per trovare 4 borse all'anno per il nostro dottorato universitario ogni volta è un'impresa, è veramente difficilissimo. Invece abbiamo avuto col PNRR la possibilità, abbiamo un progetto di cui io sono parte integrante, che mi ha permesso di avere un dottorando in musica. Questo dottorando, che è una persona veramente molto molto geniale, molto esperta, ha presentato questo progetto che vi faccio vedere per chiudere. Andiamo avanti. È un progetto che consente di creare degli archivi di patrimonio, quindi il patrimonio dei musicisti nati in Basilicata, prendendo 2 casi specifici, uno dell'area di Potenza e uno dell'area di Matera, cioè Gesualdo da Venosa ed Egidio Duni, 2 personaggi che sono comunque importantissimi nella storia della musica. Duni è meno conosciuto oggi, ma è il creatore dell'opéra comique francese, quindi nei libri di storia della musica francese ha un ruolo enorme, ed è nato a Matera, e Gesualdo è nato a Venosa. Nelle 2 città, con i 2 conservatori, quindi di Potenza e di Matera, ci saranno 2 archivi su questi, con tutto quello che si può avere su questi musicisti digitalizzato, ma questi archivi serviranno alla creazione di 2 opere di comunità, community opera, dedicati ai 2 musicisti, uno dedicato a Gesualdo e l'altro dedicato a Duni. Questo è l'argomento della tesi, appunto, come si può fare un'opera dedicata a un musicista che parla del patrimonio, quindi della città di origine del musicista, in maniera moderna oggi. E la risposta della candidata Vania Causillo è community opera, che è un termine ancora quasi sconosciuto in Italia, ma vediamo l'ultima diapositiva. Lei ha proposto la prima community opera italiana nel 2019 a Matera, quando era capitale culturale europea, si chiama Silent City ed è un'opera dedicata alla città di Matera, che ha avuto un successo internazionale strepitoso, per cui siamo tutti fiduciosi che anche in un'università piccola, periferica, con l'aiuto dei 2 conservatori della regione, si potrà fare quell'operazione che Doc Artes promuove con molti più mezzi e molta più esperienza da 22 anni. Grazie.